Corsa numero 6 dall'Arcoveggio, un confronto anche questo molto affollato, 1660 metri, Elistep, Dr. Adri, Elettra Dor, Dobardaghi, Elenoir Treb, Edin dei Daltri in prima fila, Esplosivo GSO, Esotica Sea, End of West, Stensenib, Eolo OP, Delise TC in seconda e Vita Peroni in terza fila. Favori in chiusura che si contendono Edin dei Daltri di Dobardaghi, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale proprio di Edin dei Daltri che cerca di sfruttare la sua numero 1 Elistep squalificato. Tanto la squalifica per Elistep, rimane in terza ruota però Edin dei Daltri perché lo contiene Elenoir Treb che va a condurre su Dr. Adri. Primi 200 svelti, 14,7, insiste ancora però Edin dei Daltri, dà un nuovo attacco a Elenoir Treb e questa volta passa a condurre, ma a spesa però notevole per l'allievo di Maurizio Cheli che completa il quarto iniziale in 29,5 nella sua scia Elenoir Treb, poi numero Dr. Adri. 4 Dobar La Daghi squalifica intanto per Dobar Daghi che era un altro dei più seguiti, progredisce all'esterno Elettrador. 600 iniziali che se ne vanno in 45,5, andatura più che sostenuta per la categoria, in vantaggio Edin dei Daltri, in seconda posizione Elenoir Treb, poi Dr. Adri, all'esterno Elettrador che si trascina Eolo OP, poi in terza pariglia c'è anche Delise TC e all'esterno cerca di progredire anche Evita Peron che si lancia in terza ruota. Supera Esotica Sea. Intanto se ne va il chilometro coperto in 1,16,5 da parte di Edin dei Daltri, all'esterno è sempre coraggiosamente Elettrador, poi Elenoir Treb, Eolo P che viene via in terza ruota, Dr. Adri più indietro, con all'esterno Delistici, ultima curva affrontata con in vantaggio Edin dei Daltri in testa. Ancora all'esterno Elettrador, ultimi 150 metri di gara per Edin dei Daltri che ha netto margine di vantaggio. Nel finale deve vedersela però con l'affondo di Esotica Sea, ma Edin dei Daltri vince, Esotica Sea è seconda, al terzo ancora Elettrador. 1,15,7 il ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere, immediato raddoppio per Maurizio Cheli che dopo il successo ottenuto con DDP nell'handicap precedente vince ancora con Edin dei Daltri, presentato in condizione ottimale, spende parecchio per assumere l'iniziativa, poi vince davvero in maniera molto semplice, molto facile e chiude bene Esotica Sea al secondo posto, mentre per il terzo generosamente Elettrador riesce a tenere botta a tutti i tentativi avversari. Successo quindi per Edin dei Daltri, Maurizio Cheli, Marco Bortolotti ancora, quindi doppio anche per Marco Bortolotti, questa volta per conto della scuderia Track di Daltri.